Restano stabili, seppur ancora molto gravi, le condizioni del piccolo Tiago, il bimbo che venerdì pomeriggio, mentre mangiava un gelato con mamma, papà e fratellino a Marostica, è stato travolto da un camioncino guidato da un uomo ubriaco fradicio che stava scappando alla polizia locale. Il 58enne tienese Pietro Dal Santo si trova dietro le sbarre con l'accusa di lesioni stradali gravissime in stato di ebbrezza alcolica. I familiari di Tiago si sono stretti nel più assoluto riservo, tra rabbia, tanta e dolore immenso, più che comprensibili se si pensa che è stata necessaria l'amputazione di un piedino del bambino, tenuto ancora in terapia intensiva all'ospedale di Padova, dove era stato trasportato dopo il terribile incidente. La madre, che si era gettata sul passeggino per salvare il piccolo, ha riportato la frattura di una gamba, una vicenda che ha sconvolto tutti, e l'intera comunità di Marostica ha aperto un conto corrente per raccogliere fondi per aiutare la famiglia del bimbo di 14 mesi. Aiutiamo Tiago, la causale. E a dare forza alla mamma di Tiago, un'altra mamma coraggio, Erika Molinarolo, che sta portando avanti una battaglia per il suo piccolo Joe, affetto da una grave malformazione congenita alla gamba, per cui è necessaria una costosissima operazione, l'unica chance per evitare l'amputazione. Lei immagino si senta molto vicina alla mamma di questo bimbo in questo momento. Sì, per me è una cosa, è una cosa assurda che al giorno d'oggi si arrivi soprattutto a questo. Però volevo un attimo dire due parole anche alla mamma di questo bambino, di non perdere la speranza comunque, di non fermarsi al fatto che il bambino abbia dovuto subire questo. Volevo dare un abbraccio fortissimo a questa mamma e un bacione immenso al bambino. E tanto conterà il fatto che la mamma farà accettare a questo bambino questo tipo di problema che purtroppo non è stato dovuto a lui e non è colpa della mamma, che probabilmente si sentirà tanto toccata da questo.